Reduce da uno stage di 5 giorni a Chianciano con la nazionale Under 15, ne abbiamo parlato con il tuo coach e ve la presentiamo, Giulia Olandi. Passione sfegatata per questo sport, il basket. Come fai a conciliare studio e questa appassionaccia che praticamente ti porta sui parquet 6 giorni alla settimana? La pallacanestro è la mia passione, è la cosa che mi piace di più. E infatti non mi pesa allenarmi tutti i giorni perché mi fa stare bene. Giochi con 2 squadre, non solo con il Basket 90, sei nata cestisticamente ad Alghero con la pallacanestro Alghero e fai praticamente 2 campionati. Sì, faccio Under 14 ad Alghero e qua faccio Under 15 e Under 17. Sai che è importante il fatto che sei stata convocata in nazionale? Significa che le persone vedono che questo tuo grande impegno, che sicuramente ti porta via tante altre cose di una ragazzina di 15 anni, o no? Sì. Lo fai volentieri? Sì, sì. Io credo che adesso forse è meglio vederti sul parquet che fare qualche tiro, insomma muoverti. Credo che sei un po' più a tuo agio. Che dici, Giulia? Sì. Hai qualcosa da dire al coach perché è lì che era preoccupatissimo. Che è meglio andare a allenarsi. Grazie a Giulia e in bocca al lupo chiaramente per il proseguo della tua carriera, perché no? Perché sono momenti importanti di sport e vedrai che forse riuscirai anche a fare qualche bella intervista, magari quando sarai in nazionale. Grazie, ciao.